Dopo il referendum del 22 ottobre procede spedito l'iter per avviare la trattativa col governo per una maggiore autonomia del Veneto. Domani nella sala polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni a Venezia si siederanno attorno a un tavolo tutti e 34 i soggetti rappresentanti delle autonomie locali, delle categorie economiche e produttive, del mondo dell'università e della ricerca, di altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, oltre che delle forze sindacali e del terzo settore. Noi ci presenteremo con le nostre proposte che come CISL abbiamo già avanzato a Zaia. E noi abbiamo poi sollecitato Zaia a fare piccoli passi, a conquistare cose che sono facilmente raggiungibili. Alla Consulta del Veneto per l'autonomia è affidato il compito di supportare la delegazione regionale che condurrà il negoziato con lo Stato. Per la CISL è la politica dei piccoli passi a premiare anche a breve termine. Per noi come organizzazioni sindacali interessa molto il tema delle politiche per il lavoro, portare qui in regione i centri per l'impiego, per cui gestire tutto quel tema che è legato al lavoro. Poi c'è il tema della sicurezza sul lavoro, tutte le forme di welfare e di contrattazione e anche di previdenza integrativa, che è un tema che viene demandato alle regioni, per finire su un tema altrettanto importante che è quello dell'istruzione. Proprio sull'istruzione la CISL propone un rapporto molto più strutturato della Regione col mondo della scuola, a partire dalla redazione delle graduatorie su base veneta.